Nuove opportunità studiate a misura delle piccole imprese per sostenere la loro crescita dimensionale, l'innovazione e lo sviluppo dei mercati esteri. Con questi obiettivi Confartigianato Vicenza e Cassa di Risparmio del Veneto hanno sottoscritto un accordo di stretta collaborazione. Un istituto di credito che affonda le sue radici qui, nel Veneto. Chi anagraficamente ha qualche anno in più non può non ricordare la Banca Cattolica del Veneto. Tra fusioni e vari cambi di denominazione avvenuti nel tempo, quell'istituto oggi si chiama Cassa di Risparmio del Veneto del gruppo Intesa San Paolo. Proprio questo legame forte con la nostra regione è stato richiamato nell'incontro nel corso del quale la banca e Confartigianato Vicenza hanno firmato un accordo che prevede innanzitutto di rafforzare le relazioni tra le due parti al fine di studiare e porre a disposizione delle imprese strumenti finanziari atti a sostenere la loro crescita. Roberto Dalmas, direttore dell'area nord-est di Cassa di Risparmio del Veneto. In qualche modo ritorno alle origini, perché Cassa di Risparmio del Veneto ha molte radici profonde in questo territorio. C'è una parte di banca che nasce proprio qui, nasce a Vicenza, ha tenuto la sede e la sede legale e amministrativa fino a pochi anni fa. Oggi con Cassa di Risparmio del Veneto, che è una grande banca ed è il marchio di Intesa San Paolo in tutto il territorio della regione, noi in buona sostanza torniamo vicino a dove eravamo. Proprio perché punto di forza dell'accordo, come sottolineato nel corso dell'incontro, è la volontà di collaborare per costruire la migliore offerta possibile per gli utenti, Associazione Artigiani e Cassa di Risparmio del Veneto si sono date 60 giorni di tempo per definire assieme nel dettaglio le azioni con le quali si vuole portare un concreto beneficio al sistema imprenditoriale. Già in gran parte individuate le aree di intervento, tra queste l'innovazione, lo sviluppo di reti tra imprese, l'internazionalizzazione e anche iniziative specifiche come ad esempio nel campo della tutela dell'ambiente. Pietro Delotto, direttore generale di Confartigianato Vicenza. Il filone dell'innovazione, il filone dell'internazionalizzazione, della formazione necessitano oggi di grandi investimenti. I mercati esteri sono uno dei fattori trainanti per l'impresa di produzione, ma anche l'impresa di servizio ha bisogno di nuovi filoni di accesso al credito, anche innovativo, per riprendere un percorso di crescita. Questo è uno solamente degli aspetti. Nuovi servizi di valore significa anche nuova assistenza di valore, nuove informazioni, nuove iniziative e, come è stato sottolineato, anche due organizzazioni che si trovano per sperimentare anche percorsi nuovi di relazioni che forse, se escono dall'antagonismo tra impresa e banca, possono portare solo che beneficio.